Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Fammi sognare, dove si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi l'amore, forte sempre più forte, come fosse l'America. E si sente come si sente, cari amiche e amici di Radio Libertà, sempre di più l'America. Martedì 20 gennaio seguiteci sulla Radio DAB, su radiolibertà.net e su tutti i nostri social canali dedicati, Facebook, YouTube. Un anno di Donald Trump e un altro anno di noi, che ogni giorno sentiamo, parliamo di America, di economia e cerchiamo di capire cosa vuole davvero Donald Trump. Esattamente un anno fa il giuramento del presidente, 12 mesi sulle montagne russe di sfida assoluta all'Europa. Una bandierina americana, non vi sarà sfuggito, è piantata sul suolo artico, è l'ultimo fotomontaggio provocazione di Donald Trump su Truth. E già perché la Groenlandia, piatto ghiotto per il presidente, quella Groenlandia che Trump vuole a tutti i costi sta diventando ghiaccio bollente. Scattano i dazi del 10% a chi ha inviato truppe sulla Groenlandia e ieri le borse europee sono sprofondate in rosso. Ma il doppio schiaffo è per Macron, che si è rifiutato di partecipare al Board of Peace su Gaza. Per lui un trattamento particolare, dazi al 200% su vini e champagne francesi. Ed oggi è il gran ritorno di Trump a Davos, prima volta da 6 anni. E sì, sembra che lì la neve non sia moltissima, ma la temperatura è altissima. Macron poco fa ha risposto a Trump no alla legge del più forte. E allora noi, per non scivolare sul ghiaccio bollente, cominciamo a farci i conti e ripartiamo proprio dalla posta in gioco, la Groenlandia. Benvenuta, ben ritrovata a Janina Landau, giornalista di Class CNBC. Ben ritrovata Janina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, Trump, cara Janina, è stato convinto, dicono i rumors, da Larry Fink del colosso BlackRock a tornare a Davos, un ritorno dopo molti anni, e ora vediamo perché. E mette sul piatto la Groenlandia all'ordine del giorno, deve essere degli USA a tutti i costi. Allora, per riprendere un po' il filo di quanto dicevamo anche martedì scorso, ti chiedo, ma che cosa ha la Groenlandia di così ghiotto? Cioè, a parte le terre rare, c'è tutto il discorso, lo sappiamo, ma quanto vale la Groenlandia e perché Trump la vuole a questo punto a tutti i costi? Allora, io ho una mia opinione personale che un po' esula solo dal contesto economico. Quello che possiamo dire è principalmente che la Groenlandia ha ad oggi un prodotto interno lordo davvero molto basso rispetto a quello che è il potenziale. Stiamo parlando di cifre intorno ai 3,3 miliardi di dollari, ma il potenziale nei prossimi 15-20 anni veramente è altissimo. Abbiamo parlato del tema delle terre rare, come hai detto veramente tu, del petrolio, del gas, dei diamanti, dell'oro, ma non solo, anche il tema delle rotte economiche che insomma potrebbero essere dirimenti, e invece abbiamo un Trump che si focalizza soprattutto sul tema della sicurezza. La mia visione personale è che forse è un mix di tutto questo, dove però al centro c'è la volontà a questo punto di un presidente come Donald Trump di lasciare in eredità qualcosa di davvero molto importante e poter portare a casa in questo caso un risultato come questo, ovvero di riportare la Groenlandia all'interno degli Stati Uniti, come vorrebbe fare anche, non ci dimentichiamo, con il Canada. Insomma, sicuramente questo potrebbe essere un lascito molto importante da fare agli americani. Quindi secondo me è
appunto un mix di sicurezza, economia e lasciatemi dire anche un po' di ego personale da parte del presidente americano. Ecco, una interessante visione personale, Janina, che esula molto, va molto al di là del mainstream, perché ovviamente ora la condanna a Trump è unanime e questo lo vediamo tutti i giorni sui media. Ursula von der Leyen ha mostrato i muscoli, no? Oggi, stamattina, la nostra risposta sarà unita, inflessibile a Donald Trump. Ci ripensi, faccia prima ripensarci, e le borse sono andate in rosso ieri, sprofondate, in discesa netta, mentre si rialza il bene rifugio che è l'oro. Ecco, questo aspetto che a noi interessa molto e calamita molto l'attenzione anche delle ascoltatrici, degli ascoltatori, perché l'oro è questo bene rifugio in netta risalita. Allora, bisogna dire che è in netta risalita ormai da 5 anni a questa parte, e anche e soprattutto l'accelerazione c'è stata dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Abbiamo delle punte quasi del 72% in più rispetto alla base di partenza, e le prospettive sono ancora molto rose per questo bene rifugio. E non ci dimentichiamo che c'è in questo caso anche non solo il fattore che nel momento ci sono instabilità politiche, l'oro, il bene rifugio per eccellenza, ma ci sono anche altri 2 elementi che lo stanno trainando in alto. La prima principalmente è la questione che il dollaro è, nonostante le aspettative di Donald Trump, è un dollaro che risulta essere ancora molto debole, e nel momento in cui il debole è debole, di contrastare sale l'oro. È sempre stata una correlazione molto importante. Dall'altra perché anche ultimamente ci sono stati degli acquisti massicci da un paese da cui avremo grandissimi risultati, che è l'India. Questa acquisizione, possiamo dire costante nel tempo, ha chiaramente innescato un circolo virtuoso e continua a salire. Comunque le prospettive anche per questo 2026 comunque sono di crescita. Sono di crescita. Ecco, per tornare un momentino all'Europa, un'Europa che abbiamo detto spesso dormiente, che adesso ruggisce, no? Contro Donald Trump, un'Europa che tocca palla molto poco, l'abbiamo vista sull'aerospazio, abbiamo visto sull'energia, anche sulla politica internazionale, e poi c'è la palla, diciamo, ardente, no? Del Mercosur. L'Italia è molto arrabbiata su questo, soprattutto gli agricoltori. Ecco, questa Europa che adesso fa la voce grossa e mostra i muscoli contro Donald Trump e sembra compattarsi, che prospettive ha? Ce la farà? Tu come vedi il ruolo dell'Europa in questo momento, che è di assoluta criticità? Ma sì, assolutamente. Noi siamo in una fase, ce lo stiamo raccontando un po' ormai forse dall'arrivo principalmente di Donald Trump alla Casa Bianca. Ormai è un anno, stiamo raccontando un'Europa sotto stress sia dal punto di vista interno, perché ricordiamoci che ci sono comunque 27 paesi che non vanno in armonia, non vanno nello stesso passo, non hanno le stesse prospettive, non hanno le stesse visioni, non hanno le stesse regole, pensiamo anche dal punto di vista fiscale. Insomma, un'Europa sicuramente che però in questo momento più che mai forse si deve ricompattare. Oggi il messaggio della Ursula von der Leyen, al di là di quella che può essere l'opinione personale, è di un messaggio di tornare a essere più compatti e più coesi, altrimenti il futuro è davvero incerto. Non solo nei confronti di un Donald Trump, ma di una situazione geopolitica e economica di grandissima instabilità e di grandissima evoluzione. Quindi bisogna avere un'Europa che deve avere una postura differente rispetto per esempio alla Cina, alla Russia, all'America. Quindi insomma anche quello che stanno uscendo, i messaggi che stanno uscendo da Davos sono davvero molto importanti. Ecco, richiamavo prima il Mercosur, no? Che è un tema che abbiamo trattato ampiamente in questa trasmissione. Proprio in questo momento vedo le agenzie, c'è una protesta che cresce degli agricoltori sul Mercosur. L'Italia soprattutto, insomma, è molto arrabbiata per questo. E dicono più risorse anche per la PAC, ma la protesta degli agricoltori è forte perché sono impauriti dalla risalita dei prezzi e dalle produzioni. Ecco, come vedi questa posizione, diciamo così, dell'Italia? Solo la Lega ha votato no. Noi abbiamo parlato con i vari protagonisti, le grandi associazioni di categoria sono molto arrabbiate, la Confagricoltura, la Coldiretti. Questa anche è una spina nel fianco, no? Beh, sicuramente è una spina nel fianco per il governo italiano, ma io non credo che questo possa portare a delle grandi instabilità dal punto di vista, cioè diciamolo brevemente, insomma non è
non è un elemento che può far cadere il governo, eccolo. La Lega si è sempre espressa contro questo accordo, poi c'è stata una sorta di trattativa, ci sono state delle rassicurazioni, maggiori fondi a sicurezza e garanzia del settore, e poi appunto c'è stato questo cambio un po' di visione e il governo, principalmente Giorgia Meloni, ha approvato, ha dato l'ok, il via libera. Ricordiamoci che non sono tutta l'Europa che ha approvato questo accordo, sono solo 15 paesi, dovevano essere almeno 15 paesi, questi però comprendevano il 65% della popolazione europea, quindi l'importante, vogliamo dire, se ci fosse stato solo un paese che aveva il 65% di tutta la popolazione, insomma l'avrebbe portato a casa questo accordo, detta sinceramente. Ma è un accordo che comunque deve essere ancora ratificato, deve essere ancora discusso a livello europeo, non credo che ci saranno grossi problemi. Sicuramente quello che possiamo dire è che è un accordo che da una parte potrebbe convenire, perché noi quando parliamo di dazi parliamo sempre di dazi solo per quanto riguarda gli americani, ma senza dimenticare che il Sud America ha già come si dice, ha già una barriera doganale nei confronti dell'Europa molto alta. Facciamo un esempio, una macchina italiana viene venduta in Sud America con il 35% in più, perché sono i dazi al 35%. Esattamente, quindi ma infatti sicuramente non a livello di contraccolpi governativi, ma quanto invece di costi economici, cioè quanto ci costa questo accordo con il Mercosur. La rabbia degli agricoltori è proprio espressione di un malessere economico, non trovi? Sì, perché chiaramente però è stato un po' il tema qui dirimente, è una piccola fetta rispetto a poi quelle che potrebbero essere le grandi altre aree commerciali, penso al farmaceutico, penso all'automotive, a tutti i macchinari, solo per dire tutte quelle che sono magari le possibili merci che potremmo vendere in Sud America. Sicuramente il tema di quello che è il contrastare è molto ampio, perché chiaramente i livelli di produzione e di qualità in termini di sicurezza sono sicuramente standard inferiori rispetto a quelli europei, e quindi il tema è la paura, è assolutamente condivisibile questa paura degli agricoltori, ma il problema forse ogni tanto bisognerebbe anche porsi la domanda di come sono le regole europee e quanto sono stringenti rispetto alle altre, e non solo bloccare le merci altrui. Insomma, l'abbiamo visto anche con l'intelligenza artificiale, l'abbiamo visto con il Green Deal, insomma un'Europa che mette delle regole davvero molto ferree. E lo vediamo ogni martedì di quanto le regole siano stringenti e troppo poco elastiche. Allora Janina, sono le 16:14, come promesso io ti libero, so che è un altro appuntamento, ti ringrazio e ti invito a ritornare qui da noi presto per dibattere di temi non soltanto dell'America ma anche proprio della nostra Italia, ma i temi oltre noi ci condizionano e fanno sì che le nostre ricadute siano ancora più roboanti, non trovi? Assolutamente sì, io colgo l'occasione per ringraziare te e i tuoi ascoltatori, e quando volete sono a vostra disposizione. Grazie Janina, buon pomeriggio. Grazie e a presto. E allora continuiamo, proseguiamo, aspettiamo il presidente Gabriele Meluso, un piccolo stacco musicale mentre il presidente si collega con la nostra Natalia e andiamo avanti. Cercherai, mi hanno sempre detto cercherai, e troverò, ora che ti accarezzo, troverò, ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due,
sua solitudine e regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere. Fammi volare, lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare, lui che scende e che sale, si sente l'America. Fammi l'amore, lei che pensa ad una e si inventa l'America. Fammi l'amore, come sempre più forte ed io sono America. Di nuovo a te la linea, Alessandra. La fame può uccidere. E allora, mentre aspettiamo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, che non risponde in questo momento, volevo vedere con voi tutti i bonus, quello che ci lascia e quello che invece ci fa rimanere il 2026, cioè i bonus, gli incentivi per le famiglie, quelli che escono di scena. Per esempio, sapete, il tema che batte forte è sempre quello dell'energia, ne parliamo quasi ogni martedì. L'energia è la nostra, diciamo così, dannazione quotidiana, no? Il tema delle bollette. Allora, c'è un bonus sociale per l'energia, per esempio per i nuclei composti da 1 o 2 componenti, e credo di offrire un servizio utile per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Il beneficio per i nuclei composti da 1 o 2 componenti per il 2026 di 146 euro. Per le famiglie con 2 e 3 componenti invece di 186,15 euro. Questo ce lo dice Assoutenti, potete vedere sul sito di Assoutenti tutte le informazioni utili. E poi ci sono dei requisiti da rispettare, ovviamente l'ISEE fino a 9.350 euro per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico, l'ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico, e c'è tutto scritto, soprattutto come richiederlo. La cosa importante che mi ha colpito, c'è anche ciò che ci lascia, quello che diciamo così ci porta in dote il 2026, il bonus sociale per il gas, e questo credo interessi davvero tutti. Il valore dell'incentivo varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Qui ci sono anche qui scritti i requisiti e soprattutto come richiederli. Poi c'è un altro bonus, quello per l'energia e il disagio fisico. Insomma, come vedete c'è una lista completa, ed ecco perché ho invitato Assoutenti a farci spiegare il tutto, una lista completa di ciò che possiamo fare e di ciò che non possiamo fare, e il bonus può servire a tutti i nuclei familiari, nessuno esclusi. Altro tema che incombe è quello dell'energia, ma soprattutto come cambiano i consumi delle famiglie italiane. Sapete, per esempio, cresce il divario nord-sud. Perché, e ce l'ha detto l'Istat nel report di alcuni giorni fa, ultimo report su dotazioni energetiche delle famiglie, il boom dei prezzi per l'energia, udite udite, mette in ginocchio sì le famiglie italiane, non è una notizia, ma soprattutto evidenzia come al sud non tutti possono permettersi un riscaldamento per esempio autonomo, ed infatti è in crescita l'utilizzo del pellet. Lo conoscete il pellet? Molti di voi,
molti di noi lo usano, ed è boom per il mercato, per esempio, delle pompe di calore, che vanno in questo caso ad eliminare il costo del gas. Chi è che guida la trasformazione questa trasformazione nuova e crescente sull'autonomia energetica delle famiglie? Ecco, nel 2024 per esempio gli autonomi hanno raggiunto il 79% delle abitazioni. Ci sono, adesso ovviamente non possiamo avere i dati del 2025, ma abbiamo quelli del 2024 che sono una spia importante. Ecco, la crescita è stata di 6,8 punti percentuali rispetto, pensate, al 2021. Cala invece di contro la presenza di sistemi centralizzati, e il divario, e su questo mi piaceva sentire un parere di Assoutenti dal vivo, dalla viva voce del Presidente, che ancora non si collega con noi, credo che lo stiamo perdendo per oggi, ed è Alessandra, qui chiedo cala. scusa. Eccomi Natalia. Alessandra, il nostro ospite è collegato. È collegato, il Presidente Meluso oggi devo rimproverarlo un pochino perché ha fatto tardi, il suono della campanella è suonata, la campanella, Presidente Meluso, devo rimproverarla. Come Chiedo sta? venia, buonasera Eccoci. a tutti i radioascoltatori. Io mi sono portata avanti, mi sono letta un pochino, ho cercato di spiegare cosa ci porta di buono il 2026 sui consumi energetici. Ecco, ho cercato di fare il mio meglio, bonus sociale energia, i requisiti, tutta quella lista, quella compilation che Assoutenti ha stilato per voi, per noi. Ce la riassuma proprio lei, per esempio bonus sociale energia, questo mi interessa molto, di che si tratta, quali requisiti, quali tempi. Innanzitutto anno nuovo, bonus nuovi, perché ogni anno abbiamo comunque delle new entry. Quindi stiamo parlando del bonus sociale energia per i nuclei composti da 1 a 2 componenti. Il beneficio per il 2026 è di ben 146 euro per le famiglie con 3-4 componenti e di 186,15 euro per le famiglie composte da più di 4 membri. Il bonus sale a 204,40, quindi abbiamo comunque un incremento dei bonus rispetto alla precedente edizione. Quindi abbiamo dei requisiti 6 che fino a 9.350 euro hanno 3 figli a carico, e i 6 fino a 20.000 euro, questo è importante. Ecco, vediamo se avevo detto bene, allora lei mi corregga, Presidente. Per i nuclei composti da 1 o 2 componenti il beneficio per il 2026 è di 146 euro, perché poi alla fine della fiera, diciamo, vogliono sapere, chi ci ascolta vuole sapere a quanto ammonta il beneficio. È così, Presidente? E per quindi le famiglie 1 o 2 con 3-4 componenti, 146 euro. Oh, perfetto. Invece per le famiglie composte da più di 4 membri il bonus è di 204,40 euro, leggo qui. Esatto, corretto? Perfetto. 3 componenti, 186,15. 186,15. Allora, per esempio, un altro bonus fino a 9.350 euro per i nuclei familiari fino a 3 figli. Fino a 3 figli. Bonus sociale gas, quello che cercavo di riepilogare, qui è un po' più complicata, la faccia più semplice lei, Presidente. E il valore dell'incentivo va a secondo dei componenti del nucleo familiare, come abbiamo detto, in base all'uso che se ne fa del gas, e soprattutto questa è la cosa più importante della zona climatica in cui è localizzata la fornitura. Per la zona climatica A il bonus va da 39 euro per le famiglie fino a 4 componenti e fino a 156,40 euro. Per le famiglie numerose nelle zone D, E ed F. Le zone D ed F sarebbero le zone del centro Italia, del sud Italia, mentre la zona A è quella dove il gas costa un po' di più perché viene utilizzato di più e c'è una maggiore utilizzo del nord Italia. Quindi questi sono, diciamo, gli interventi del bonus sociale gas per il 2026. Ecco, quello che ho anche riepilogato mentre l'aspettavo e che cattura anche un po' l'attenzione, bonus energia disagio fisico. Ce lo vuole ancora riassumere lei e poi veniamo ad un altro argomento, bonus energia disagio fisico. Sì, è riservato ai clienti domestici affetti da gravi malattie o clienti che hanno una fornitura elettrica per il quale vive un soggetto affetto da grave malattia, quindi i cosiddetti caregiver, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
e quindi il bonus collegato all'extra bonus di energia rispetto ad una famiglia tipo varia da 142 euro annui per le fasce di potenza fino a 3 kW a 463,55 euro per 4,5 kW in su. Ecco, Presidente Meluso, questa nota, questa lista che Assoutenti ha compilato molto bene, molto chiaramente a beneficio di chi ci ascolta, dove possono ritrovarla le nostre ascoltatrici e ascoltatori? La potete ritrovare sul nostro sito www.assoutenti.it, dove viene riportato il comunicato stampa, o sulle nostre pagine social network, Facebook, Instagram e Twitter. Ottimo, e questo mi sembra un ottimo servizio che sempre la sua categoria, la sua associazione dà ai consumatori. Allora, un altro tema, ma qui dobbiamo essere molto veloci, energia, veloci come l'energia, come cambiano i consumi delle famiglie italiane, anche questo lo stavo accennando. Questa crescita del divario nord-sud che ha catturato l'attenzione di tutti noi nei giorni scorsi, c'è un report Istat, dotazioni energetiche delle famiglie, cioè? Sì, abbiamo letto il report fatto dall'Istat sul divario dell'energia tra nord e sud nel 2026 e quindi diciamo, siccome io ho un disturbo in cuffia non riesco proprio a sentirvi bene, posso ricollegarmi? Mi date un minuto? No, Presidente, perché abbiamo 2 minuti a disposizione. Vada pure che noi la sentiamo, glielo assicuro io. Vada pure. Sì. Si prevede una discesa dei... Purtroppo non sento. Dobbiamo per forza, non so se Natalia ce lo può richiamare il Presidente Meluso. Fai qualcosa, vedi un po', perché siamo a 28, siamo davvero oltre ogni limite, dovrei chiudere la trasmissione e stiamo parlando del boom dei prezzi per l'energia che mette in ginocchio le famiglie italiane, stiamo parlando dell'ultimo report Istat, ciò che mi preme osservare che si evidenzia come al sud non tutti possono permettersi un riscaldamento autonomo e qual è il divario tra nord e sud. Se recuperiamo il Presidente Meluso per un minuto, mezzo minuto, lo salutiamo, altrimenti dobbiamo riservarci di risentirlo la prossima settimana. Sì, e allora vedo che le comunicazioni sono difficili, chiudiamo questo primo blocco. Eccoci, Presidente, c'è? Sì, ci sono, purtroppo il maltempo non ci aiuta. Noi qui al sud purtroppo abbiamo... in tutta Italia, ma lei ce la può fare, ce la possiamo fare un minuto. E allora, divario nord-sud, abbiamo detto non tutti al sud possono permettersi un riscaldamento autonomo. E com'è la situazione al nord invece? Le tendenze sono più legate ai mercati regolamentati e al libero mercato, con prezzi sicuramente più stabili, ma in leggerissimo aumento, ma l'erogazione resta quella parte forte dell'erogazione dell'energia, perché le reti e la capacità, diciamo, dell'efficienza degli strumenti di erogazione sono sicuramente migliori rispetto al sud. Questo è quello che si vede dal report dell'Istat. Ad esempio in Calabria, tra Calabria e Trentino c'è una forte disparità per quanto riguarda proprio il servizio del gas. Anche diciamo, la punta di erogazione del servizio del gas vede forte divari tra il sud Italia e il nord Italia. Questo prevede diciamo, le previsioni del 2026, però c'è anche una stabilizzazione economica collegata, e questo è quello che a noi ci interessa fondamentalmente, alle abitudini dei consumatori. Velocissimo, Presidente, siamo in chiusura. Quali abitudini? Una corretta erogazione e utilizzo dell'energia allorquando solo serve e nelle giornate più fredde o nella necessità dell'accensione dell'energia elettrica rende sicuramente i consumi migliori sia al nord che al sud e diminuisce il divario. Quindi quello allora che io noi la abbiamo saluto. detto, Eccoci. Sì. Nelle buone abitudini si rivolge poi nelle tasche degli italiani. E allora oggi il maltempo ci ha un po', insomma, ci ha preso alla sprovvista, ma le reti non sono buone, ma la forza... Per questo la ringrazio tanto.
Ringrazio io lei, noi ringraziamo lei, sempre prezioso, e ci risentiamo prestissimo con una rete ancora più forte. Va bene, Presidente? Grazie, buona Grazie serata. a lei Buon e a lavoro. tutti gli assistenti. Andiamo nel secondo blocco, rumore, a tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Va ora in onda Rumore. I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli, nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta, hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale, i giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani poveri. Ho perso il mio gioiello, il giovane che lo ha ucciso ha agito da killer esperto. Come stanno i nostri giovani? Ho scelto oggi il pezzo un po' datato ma sempre attuale di Giovanotti. Come stanno i nostri giovani? Ne parliamo oggi ed è un gradito ritorno con una voce e un volto amico di questa trasmissione, insignito il 10 gennaio del Global Education Awards Dubai 2026 come Pedagogical Leader of the Year, e lui è il professor Antonio Curci. Ben ritrovato, professore. Buonasera, grazie per l'invito, è sempre un piacere per me. Un professore, un importante professore, sempre più insignito, un italiano che ci fa onore. Complimenti, professore. Credo che questo sia davvero non il primo per lei, ma un riconoscimento importantissimo. Com'è andata? Ci racconti brevemente e poi veniamo al tema del giorno. Sì, è andata bene, anche perché con orgoglio io, la professoressa Maria Raspatelli e la professoressa Maria Paola, non mi viene il cognome, abbiamo rappresentato il nostro paese a Dubai, perché essendo un premio internazionale sono stati premiati i migliori docenti al mondo. Ecco, per me è stato davvero un onore poter portare il tricolore in un contesto internazionale così importante. Ecco, professore, con lei voglio parlare di un qualcosa che sta scioccando l'Italia intera. Prima ho letto il grido di dolore della mamma, ho perso il mio gioiello, il giovane che lo ha ucciso ha agito da killer esperto, della mamma di Abanbud, Aba per tutti, Youssef, 19 anni. È successo pochi giorni fa, doppia nazionalità, aveva il ragazzo, egiziana e italiana. È successo alla Spezia ed è stato ucciso da un compagno di classe, accoltellato, un compagno di scuola, accoltellato è stato Youssef perché il compagno era convinto che corteggiasse, almeno questa sarebbe la motivazione formale, la sua fidanzata. Ma non è l'unico episodio. Da Sora, in provincia di Frosinone, a Bestia Umbra, ancora tante violenze tra i giovani. Quindi questa scia di violenza non si ferma,
non si ferma. Accoltellamenti, ferimenti, a volte insomma anche morti, ci sono degli epiloghi veramente terribili. Ora il governo sta preparando un pacchetto sicurezza. Su questo Salvini oggi ha annunciato, il ministro Salvini, il decreto sicurezza è in arrivo, in CDM sarà la settimana prossima. Professore, come si sente lei di fronte a tutti questi episodi di violenza e come stanno i nostri giovani? Mi richiamo al brano di Giovanotti. Sì. Innanzitutto io se posso aggiungere carne al fuoco, perché anche nella mia città, a Bari, sono aumentati i casi di bad gang che si divertono, fra virgolette, a creare scompiglio in città la sera, prendono di mira magari un ragazzo per bene, un povero ragazzo che magari sta con gli amici o sta passeggiando e lo menano, lo fanno nero. Il mondo giovanile è un mondo ampio, variegato. Fortunatamente non sono tutti ragazzi per male, anzi io oserei dire la maggior parte dei ragazzi sono ragazzi per bene. Il problema però esiste perché è un dato e dunque che cosa le devo dire? Io sono dalla parte del ministro in questo momento perché un segnale forte va dato. Nell'immediato in qualche modo qualcosa va fatto, perché se anche la presenza del metal detector serve ad evitare anche un solo coltello all'interno della scuola, è già un successo di per sé. Certo non esaurisce il problema, però io mi metto nei panni del ministro, perché in qualche modo, guardi, io ho una lunga esperienza nella scuola, io ho visto nella scuola entrare di tutto, non soltanto i coltelli, ma sono entrati anche tirapugni, cazzottiere, oppure bracciali con bulloni, cose di questo genere. Una volta ho visto addirittura un dito d'acciaio, mi hanno detto che era un anello, in realtà era un copridito con la parte terminale appuntita. Io ovviamente l'ho sequestrato. Lei e voi professori, come avete reagito di fronte a questi terrificanti episodi che lei sta raccontando? Stigmatizzandoli ovviamente, nel senso che richiamando le famiglie, sequestrando quello che trovavamo. Quindi è giusto, perché ci sono situazioni in cui i ragazzi non sono in grado di gestire le proprie emozioni. Certo, un ragazzo che mette mano ad un coltello ha alle spalle probabilmente un vissuto fatto di solitudine, di rabbia, probabilmente di situazioni certamente non favorevoli ad una crescita sana. Quindi in certe scuole e in maniera assolutamente non, come dice il ministro del resto, cioè in modo assolutamente non fisso, la presenza di uno strumento che eviti ai ragazzi di portare materiale pericoloso a scuola può essere d'aiuto, anche se le devo dire che proprio oggi uno studente mi ha fatto notare e mi ha detto: professore, se uno vuole portare un'arma può portarsi un coltello in ceramica che passerebbe inosservato al metal detector. Quindi purtroppo, fatta la legge, i ragazzi sono più furbi di noi, scovano subito l'inganno. Ecco, il problema a questo punto, chiaramente nel medio-lungo termine, è quello di lavorare sull'educativo. Cioè, è chiaro che al momento una risposta va immediatamente data, però non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo lavorare moltissimo con presidi educativi territoriali, con la presenza di docenti che diventano educatori. Su questo veramente voglio battermi, perché sento dire troppo spesso dai miei docenti: io non sono uno psicologo e non mi compete. Ecco, io ritengo che un docente è un educatore e certamente sono necessarie figure specializzate all'interno delle scuole come psicologi e mediatori, ma il docente non deve rinnegare la propria vocazione all'educazione. Poi ci vuole un tempo scuola di qualità, ci vuole una maggiore capacità di ascolto. Ecco, ci vogliono investimenti sull'educativo, perché prima, voglio dire, un metal detector che sicuramente aiuta ma non risolve, possono fermare una mano, ma
servirebbe capire oggi, per domani, che cosa veramente ferma il cuore dei ragazzi. E qui Ecco, ha detto una cosa importantissima e voglio richiamare anche l'appello, diciamo così, del segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin, il cardinale, che nei giorni scorsi ha detto serve più educazione e meno repressione. Lei mi pare di capire, dice questo pacchetto di sicurezza, ma gli rimedi estremi ci vuole nell'immediato, ma poi ci vuole un progetto, una pianificazione solida, educativa. E allora, per arrivare a questo progetto, perché sennò qui davvero parliamo quante parole in questi giorni e quante parole anche in precedenza e forse quante ne avverranno nel futuro, per far sì che ci sia più educazione e meno repressione. Lei lo ha detto, ci vuole una politica, diciamo così, un piano serio. Ecco, mettiamo che lei ora potesse parlare con il ministro Piantedosi, cosa chiederebbe? Ma io chiederei innanzitutto una politica di maggiore come dire, credibilità da parte della classe docente. Ecco, io spesso vedo moltissimi professori e professoresse demotivati. Lo devo dire perché purtroppo la situazione è questa, demotivati da uno stipendio che non li rende classe, come dire, dirigente del paese. Se io vado in un ospedale, il medico è un medico dirigente. Se io vado in una scuola, il professore guadagna poco più di un collaboratore scolastico e sicuramente io guadagno meno di un mio studente al suo primo lavoro in un'azienda. Ecco, quindi bisogna in qualche modo restituire dignità al nostro lavoro, ma questo è un discorso sindacale che comunque è importante. E poi bisogna puntare su tutto un sistema progettuale che già esiste, ma che va in qualche modo rinforzato, nel senso che uno dei motivi per i quali io ho vinto un premio importante è che io conduco un progetto nella scuola da 20 anni, cioè la longevità di certi progetti fortemente educativi mi ha consentito di salvare, di orientare e di introdurre nel mondo del lavoro centinaia e centinaia di studenti. Oggi purtroppo si assiste ad un progettificio scolastico che certamente mette in campo progetti importanti, ma che durano una stagione. Bisogna invece puntare su un altro modo di fare scuola, va probabilmente rivisto anche il tempo scuola, vanno create maggiori occasioni per interessare i ragazzi e più tempo per tenere i ragazzi a scuola. Ecco, una domanda, ma quando scatta l'interesse dei giovani? Lei è tutti i giorni lì con i giovani, ci sono delle cose che catturano l'interesse dei giovani. Forse a volte io mi chiedo, non siamo magari tanto noi bravi da interessare i giovani, per cui c'è lo scatenarsi sui social compulsivo, il buttarsi su situazioni devianti. Cosa interessa veramente i giovani? Come si fa ad interessare un ragazzo? Allora, intanto bisogna partire dai loro bisogni, intercettare i loro bisogni. Quindi nel momento in cui io intercetto un bisogno di un ragazzo e rispondo al bisogno, io l'ho fidelizzato. Quindi bisogna creare dei modelli di scuola che ai ragazzi piacciono. Faccio l'esempio, Radio Panetti. Noi attraverso il gioco della radio e della televisione rendiamo i ragazzi protagonisti, sfruttando che cosa? Il bisogno di esibizionismo. I ragazzi si esibiscono sulla rete. Bene, noi abbiamo risposto ad un bisogno non con l'esibizionismo, ma con il protagonismo, cioè rendiamo i ragazzi protagonisti del loro tempo, speaker radiofonici, cameraman, conduttori televisivi. Ora, quando noi mettiamo in piedi tutto questo movimento che viene svolto di pomeriggio a scuola, il ragazzo anziché stare per strada sta con noi a scuola e vi posso assicurare che nelle 3 ore in cui noi facciamo Radio Panetti, io e la professoressa Raspatelli facciamo Radio Panetti, senza che noi abbiamo il bisogno di comunicarglielo, i ragazzi spontaneamente mollano il cellulare perché hanno cose più interessanti da fare. Perché lei ci sta dicendo che la forza di un interesse, anche la forza della radio, è davvero prorompente, no? Quindi diciamo creiamo una sponda anche per la radio in generale. Quanto è importante la voce?
nel momento in cui diamo voce ai loro sogni, noi abbiamo risposto ad un loro grande bisogno. E loro cominciano in quel momento a criticare la loro vita, ma nel senso più bello della parola. E quando io comincio a criticare la mia vita, comincio a prendere le distanze dalle cose cattive e quindi comincio a migliorarmi. Il ministro, quando parla di orientamento, dice una cosa bellissima, io ci credo. No, anche adesso i percorsi FSL di formazione scuola-lavoro sono percorsi orientati all'orientamento. Ecco, se noi facciamo compagnia ai ragazzi anche nelle attività post-curricolari, attraverso attività di orientamento, noi rispondiamo ai bisogni dei ragazzi e li sottraiamo dalla strada. Certamente questo è un lavoro. Prego. È un lavoro docenti, sicuramente. Quindi vanno fatti degli investimenti. E allora lei ha detto una cosa bellissima: nel momento in cui diamo voce ai loro sogni, rispondono, mi pare di capire, con la loro voce, no? E rimbalza la loro voce anche attraverso la radio, la sua radio, le radio, la nostra radio. E allora, professore, sono le 16:47, avevamo un tempo, diciamo così, predefinito, lei mi diceva che aveva altri impegni, ci ha dato delle idee molto chiare, degli spunti importanti come sempre. Io devo salutarla, ma la rinviterò molto presto perché credo che questo tema si snoderà nei giorni a venire in maniera assai prorompente. Va bene, grazie di cuore, buona serata. Grazie a lei e buon lavoro e ancora complimenti per questo premio che è un premio anche all'italianità. Grazie. E tra pochissimo, un omaggio, un pensiero, un commento sull'ultimo imperatore della moda. A tra poco. Di nuovo a te la linea, Alessandra. E riprendiamo, grazie Natalia, sulle note di Metti una sera a cena del grandissimo Ennio Morricone. Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa e tra la folla la perfetta immagine dell'eroina. Questo è il nostro omaggio all'ultimo imperatore, l'imperatore della moda, Valentino Garavani, scomparso ieri. E ho il piacere oggi di parlarne con la professoressa Fabiana Romano. È in linea, professoressa? Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora lei racchiudo, cerco di tratteggiare la sua intensa bio. Lei è editor in chief di OM Magazine, prestigiosa rivista dedicata al lusso, alla style, all'orologeria moderna e vintage. È autrice anche di Storie di moda e passione Italia. Da marzo 2025 è presidente di Domine, l'associazione delle donne del Made in Italy nel mondo, nata per promuovere l'eccellenza italiana, dare forza alle donne e creare un dialogo finalizzato alla collaborazione e all'innovazione condivisa. E allora non c'è persona migliore con cui parlare di ciò che è accaduto e di ciò che significa la moda oggi in Italia e nel mondo. Innanzitutto un commento su questa scomparsa di quello che è stato definito giustamente, non a caso, l'imperatore della moda. Cosa ci lascia soprattutto Valentino Garavani, professoressa? Allora, innanzitutto una grande emozione perché Valentino Garavani ha rappresentato uno dei pilastri della moda italiana ma mondiale
proprio perché il suo canone estetico si è sempre basato su quella che è un'eleganza senza tempo, una eleganza romantica, un'eleganza molto femminile, fatta per valorizzare la bellezza della donna, senza imporre costrizioni, senza, come dire, neanche volerla accentuare troppo tanto da diventare volgare. Valentino non ha mai inseguito mode, non ha mai, come dire, cercato a tutti i costi di essere gigione, no? Di essere apprezzato a ogni costo, forse proprio perché era così autorevole, ha sempre portato avanti la sua idea di moda, non ha mai seguito tendenze effimere, ha costruito una visione di bellezza che prima di tutto era una responsabilità etica e poi una responsabilità culturale. Quindi sicuramente questa è una grande legacy che ci lascia Valentino, perché lui ha sempre dichiarato che la moda non è ornamento, è posizione, ed è, a mio avviso, proprio questo il motivo per cui Valentino Garavani ha rappresentato nella storia della moda quel salto di paradigma nello scenario globale che ha imposto l'Italia come capitale del glamour classico, del sogno femminile, un sogno narrato attraverso l'uso del colore. Parlava adesso del rosso, ma non c'è, non c'è solo il rosso, perché Valentino fece una sfilata importantissima, meravigliosa nel 1968 a Palazzo Pitti, nella Sala Bianca, proprio una sfilata tutto in bianco, e lo fece proprio perché, per capire come questo Valentino Garavani fosse avanti rispetto al tempo, ma anche così un grande contestatore, se vogliamo, in giacca e cravatta, perché lui un uomo di rottura, insomma, un maestro di rottura, controcorrente in questo senso. Perché lui decise di fare questa sfilata tutta bianca in un momento storico di grande caos, nel 1968. Quindi lui decise di porre in atto una sorta di ribellione poetica, ecco, una ribellione poetica che ha ridefinito il concetto di lusso. Per cui, ecco, è stato un uomo di rottura, un grandissimo contestatore, e lo ha fatto con arte, cultura e chiaramente sempre senza mai alzare la voce. È una cosa e allora un gentleman innovatore. E non citavo il rosso a caso, professoressa, perché oggi il lusso, leggo qui dalle ultime news in agenzia, è il rosso per le minacce di dazi di Donald Trump legati alla Groenlandia, quelle stesse minacce, quegli stessi dazi di cui parlavamo in apertura di trasmissione. Leggo qui da Moncler a Brunello Cucinelli a Milano, in tutta Europa c'è pioggia di vendite sui titoli fashion. Ecco, questo mi dà un po' la sponda per parlare anche di un settore che è quello del lusso, che è quello della moda soprattutto, che versa in uno stato non bellissimo già dal 2024 di crisi. C'è stato un calo delle esportazioni. Il ministro Urso pochi mesi fa ha detto così: massimo sforzo per il rilancio, e ha stanziato 250 milioni per le imprese della moda nel 2025. Ecco, cosa possiamo dire economicamente sul mercato del lusso e sulla moda, un settore chiave della nostra economia? Assolutamente. Allora, il settore della moda è un settore importantissimo per il Made in Italy, chiaramente è un settore importante a livello globale, quello della moda, perché se andiamo a guardare a livello globale stiamo parlando di un mercato che fa 800, il mercato italiano fa già 100 miliardi, diciamo, il Made in Italy della moda, quindi stiamo parlando di un settore grande per quanto ci riguarda, e chiaramente questo vale a livello globale. Ma qual è il problema della moda oggi? Diciamo che io ritengo che ci siano diversi problemi. Allora, i veri problemi che sono attualmente la ragione per la quale anche coloro che diciamo sono appassionati di moda, ma anche del mondo del lusso, comprano meno, sono fattori che sono legati proprio a tutti anche quei piccoli scandali, piccoli e grandi scandali che sono comparsi recentemente, no? E che stanno riguardando tutta la filiera, lo sfruttamento. E che fanno un po' gossip, diciamo così, no? Che fanno un po' gossip, per i quali si fanno parlare.
Sì, però non fanno solamente copy, ci danno ci restituiscono, se vogliamo, un'immagine che rispetto a quello che dice il marketing, no? Ci parla della manifattura, ci parla della qualità, e poi invece queste indagini ci dicono effettivamente stiamo parlando di un sistema in cui poi alla fine abbiamo dei semilavorati che arrivano dall'estero, una filiera che non è completamente trasparente, e questo chiaramente purtroppo impatta moltissimo sulla reputazione. E io ne sono profondamente dispiaciuta, perché ci sono delle soluzioni a questa criticità. È chiaro che dobbiamo rivedere proprio il concetto in assoluto di moda, perché oggi come oggi i mercati in generale sono influenzati da una moda che è molto standardizzata, anche la moda dei grandi brand purtroppo. Cioè, mentre ieri avevamo un Valentino Garavani, avevamo un Giorgio Armani, avevamo un Versace, avevamo delle persone che avevano delle personalità molto forti che venivano rispecchiate nella loro produzione artistica. Oggi c'è la rincorsa al like, che però non fa vendita, questo bisogna sempre sottolineare. Il like lo possono mettere tutti, le vendite poi invece, soprattutto nel mondo dell'alto di gamma, se le possono concedere solo in pochi. Ragione per la quale dobbiamo ripensare questo mondo del lusso, soprattutto noi italiani. Se c'è qualcuno che può farlo siamo proprio noi. Perché? Perché il mondo del lusso significa ritornare un po', proprio volendo sfruttare l'immagine di Valentino Garavani proprio all'archetipo di Valentino, cioè è un antidoto a tutto quello che vediamo adesso, a quello che è il fast fashion, al consumo usa e getta. Al contrario, qual era la caratteristica di Valentino Garavani? Era quella della qualità estrema, dell'artigianalità che viene narrata, di pezzi iconici che sono destinati a durare nel tempo. Perché il problema del lusso è che ha cominciato a seguire i tempi e le modalità anche espressive del fast fashion. La deve smettere, altrimenti finirà per non rappresentarsi più. Invece, quello che era, e perché, e infatti se noi guardiamo anche il resale, no? Il cosiddetto la vendita, seconda mano, ecco, il vintage. Il vintage oggi come oggi ha margini anche del 40% rispetto ai capi nuovi, perché rappresenta veramente qualcosa di iconico. Quando uno prende, io devo dire che sono un'appassionata di vintage e ho conservato tutto quello che ho comprato di importante, i pezzi più importanti nel tempo, ma le cose di mia nonna, le cose di mia mamma. Io ho delle cose che hanno veramente 60-70 anni e sono perfette. Intatte, diciamo, perfette. Tenute e soprattutto conservatesi benissimo, no? E allora lei dice qualità, artigianalità, pregio, sono tutti sinonimi, tutti valori e non aggiunti, perché sono tutti valori che vanno tutti di pari passo del Made in Italy, no? Del quale appunto Valentino è l'emblema assoluto. Per quanto riguarda il Made in Italy, io voglio ricordare anche che giovedì ci sarà un'iniziativa da lei promossa all'interno di un convegno alle 16:30 presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Mi piace molto ricordarlo perché credo che sia importante, dove lei presenterà insieme a un partner d'eccezione Domine, l'associazione Le finalità delle protagoniste dell'Italia che cambia. Vuole dirci qualcosa? Abbiamo un minuto, meno di un minuto. Sì, Domine è un'associazione neonata che andiamo a presentare proprio giovedì, la facciamo con l'aiuto di Janina Landau che modererà l'evento e ci aiuterà, avremo Elena Lorenzini, il vice capo di gabinetto del ministro Urso, avremo la direttrice delle relazioni esterne di Siemens, Francesca Licata, avremo la presidente del comitato Impresa Donna Valentina Piccabianchi e presenteremo noi stessi il nostro osservatorio Domine con Marianna Parlapiano, la mia collega, ma soprattutto assegneremo i primi 4 premi Domine 2026. E chi sarà premiato velocemente? Chi sarà premiata brevissimamente? Allora, per la moda Rossana Pistolese, la fondatrice dell'Accademia Costume e Moda, e poi invece abbiamo per l'impresa e l'innovazione Veronica Crisapulli, il settore comunicazione digitale Francesca Bardelli Nonino e nella scienza e l'impegno sociale un'astrofisica Edvige Pezzulli. Bene, e allora io la ringrazio, sono le 17, dobbiamo chiudere, la ringrazio molto di questo contributo, la saluto, la rinviterò senz'altro in trasmissione se vorrà
E Noi, buon pomeriggio professoressa, grazie. Grazie a voi, arrivederci. E noi ci vediamo, ci sentiamo se volete martedì prossimo 16 si parte con le danze economiche per arrivare poi al rumore. Grazie, un abbraccio a tutti.